Il lavoro dell'apicoltore consiste nell'accudire le api nelle varie fasi della stagione. In primavera si parte seguendo lo sviluppo, già da marzo, quando nascono le prime api nuove, si tende prima a stringere per tenere calde e poi man mano che la famiglia cresce le si dà spazio e la si accompagna nella crescita fino a poi arrivare al momento di massima potenza dell'alveare in cui si mette il melario e si inizia la produzione. La mia passione è nata a scuola, io ho fatto scuola agraria, la mia scuola ha un grande parco, in questo parco c'erano le api, io le vedevo nel mio bel chilometro di viale che mi facevo per andare a scuola, vedevo le api e un bel giorno l'apicoltore che scriveva con le api ha proposto il corso per gli studenti, ho fatto il corso e ho cominciato. Poi appunto si ha il periodo della produzione del miele, da maggio di solito a inizio agosto, dopodiché c'è tutta la fase di preparazione all'inverno con i trattamenti contro la varroa e poi l'invernamento in cui si ritorna a stringere gli alveari e a controllare che abbiano la giusta quantità di scorte, di miele, per poi superare l'inverno. Anche durante l'inverno si torna a controllare gli alveari per fare altri trattamenti nel mese di novembre e poi appunto per controllare la situazione delle scorte sia buona e eventualmente si integra con della nutrizione di emergenza. Allora, dentro l'alveare appunto ci sono i favi, solitamente 10, che sono delle strutture di legno e cera. Noi apicoltori ne mettiamo uno nuovo che è solo un foglio un po' col disegno degli esagoni, e poi le api costruiscono e la regina comincia a deporre le uova e da cui poi nasceranno le larve che in 21 giorni diventeranno api operaie oppure in 24 giorni fuchi. Questo avviene, la regina comincia a deporre a circa inizio febbraio e poi depone fino a fine ottobre, adesso con questi caldi qui depone anche fino a fine ottobre. Dopo appunto questi 21 giorni escono le nuove api e già da subito ogni ape, dalle più giovani alle più vecchie, ha la sua mansione. Le più giovani cominciano subito per fare gavetta proprio, cominciano con le pulizie e poi abbiamo la fase di allevamento della covata più vecchia e poi abbiamo la fase di allevamento della covata più giovane e poi diventano ceraiole fino a essere guardiane, alla fine bottinatrici e esploratrici. Da quando nasce un'ape vive circa 30-40 giorni nel periodo della stagione, mentre nel periodo invernale vivono anche nel periodo di riposo invernale vivono 3 mesi, tutti i 3 mesi dell'inverno. In inverno le api stanno in glomere, si dice, quindi stanno tutte vicine per mantenere la temperatura all'interno dell'alveare. Consumano le scorte di miele per produrre calore e sopravvivere, insomma. La regina non depone ed è per loro un periodo di riposo, anche se comunque continua l'osservazione, fanno comunque viaggi, fanno comunque ispezioni all'interno dell'alveare sì, quindi loro comunque sono sveglie, non è un letargo, okay? È un riposo, loro sono vigili all'interno dell'alveare e appunto consumano il miele per tenere caldo e stanno vicine, insomma, ecco. Ok, quindi nel periodo invernale si passa a controllare che le api appunto abbiano scorte sufficienti per superare l'inverno,
Se poi non hanno scorte si determina la morte per fame o di freddo, insomma. Quindi ci si accerta che ci siano le scorte, altrimenti si integra con una nutrizione di emergenza. Nel periodo invece della stagione, appunto, si cerca di accompagnare le api nella fase di ripartenza, e poi arriva la fase di massima potenza alveare, in cui c'è la fase di sciamatura. Qui noi apicoltori dobbiamo controllare la sciamatura, perché una casetta che sciama praticamente non produce più per quell'anno, e quindi poi si va a perdere produzione di miele. E poi appunto la fase di produzione, quindi si controlla che le api abbiano spazio per immagazzinare il miele, in questo caso i melari, e poi si estrae il miele, si selezionano i melari al fine di fare i mieli di monoflora come la calza, il castagno, il tiglio, e poi appunto a fine estate la fase di invernamento. La fase di invernamento in cui accompagni le api verso, aiuti le api a prepararsi bene alla stagione invernale per poi passare bene all'inverno.